Molti cittadini sono andati al presidio, ecco, per chiedere con forza non solo il mantenimento ma anche il potenziamento dei servizi al Giustignan. Una raccolta firme organizzata dal Movimento per la difesa della sanità pubblica con l'obiettivo di salvare il distretto del Giustinian. Una battaglia che si ripete a 3 anni dalla manifestazione in seguito alla decisione della Regione di candidare la sede per ospitare l'Autorità Europa dell'Antiriciclaggio. Candidatura bocciata prima dai comitati, dall'opposizione in Consiglio Comunale e dai sindacati, poi anche dall'Unione Europea. In questi anni il Giustinian è stato smantellato, la Regione ha deciso di istituire la Casa della Comunità presso l'ospedale civile, che vuol dire risparmiare sostanzialmente sul personale, e invece avrebbe dovuto, come abbiamo detto più volte, istituire la Casa di Comunità presso il Giustinian come presidio territoriale, proprio per accogliere tutte le varie persone, cittadini che provengono dalle varie zone di Venezia. Il Partito Democratico di Venezia chiede che si riconosca la specificità della città. Presenteremo una mozione collegata al bilancio perché è necessario, proprio per le peculiarità di Venezia, noi chiediamo da tempo alla Regione da un lato di riconoscerla come zona disagiatissima per prevedere più risorse anche per chi viene a lavorare, ma anche più presidio nel territorio. È inaccettabile che interi servizi vengano smantellati e accentrati proprio in un territorio così fragile e particolare, dove poi c'è la presenza di molti anziani.